Famiglie, aziende, economia è la trasmissione che vuole portarvi al corrente di quelle che sono le soluzioni ai problemi che voi ponete durante la settimana o durante il mese e che conduce in studio con me per la trasmissione Famiglie, aziende, economia. C'è Claudio Granziera. Ciao Claudio. Buonasera a tutti. Bentornato come tutte le puntate. Tu ormai sei ospite fisso, anzi sei quasi quasi non il co-conduttore, ma oltre il co-conduttore. Veramente sono, come si può dire, contento di averti qui con me perché le tematiche che andiamo ad affrontare sono importanti e tu sai elaborare quelle che sono le risposte ai problemi, documentandoti in maniera eccezionale per poter dare risposta ai clienti, ai nostri ascoltatori. Troppo buono. È dovere. Questa settimana accontentiamo due amici che ci hanno contattato, che abbiamo trovato, che tu hai trovato. Il primo è Maria Doimo, che chiedeva di parlare delle accise sui carburanti e di contenimento dei prezzi di fonti energetiche. Non è così, i prezzi continuano ad aumentare, vediamo che tutti i giorni alla pompa i 2-3 centesimi in più ci sono. Sì, è vero. A te l'elaborazione del avevamo iniziato già in una scorsa puntata ad abbozzare una ipotesi di risposta a questa signora, no? Avevamo iniziato dicendo, se permetti riprendo un attimo in modo di rinfrescare le idee. Avevamo iniziato dicendo che il 31/12/2022 le accise che il precedente governo Draghi aveva tagliato erano state ripristinate. Di conseguenza dal 1° gennaio si era assistito ad un'impennata dei prezzi di gasolio, di benzina alla pompa, con le conseguenti grosse polemiche, discussioni e quant'altro. Nei giorni immediatamente successivi era uscito su un quotidiano qua nostro locale un'intervista all'ingegner Claudio Spinacci, che era il presidente della UNEM, una grossa unione rappresentante dei petrolieri, il quale scaricava ogni responsabilità su questi repentini aumenti sul discorso della reintroduzione delle accise sulle benzine e sul gasolio da autotrazione, assolvendo in toto quelle che erano i petrolieri e la categoria che lui rappresentava, affermando che non esisteva alcun tipo di speculazione. Escludendo la speculazione. Certamente. Però se noi facciamo una piccola considerazione, vediamo anche oggi la benzina a 1,85, togli pure i 40 centesimi delle accise, andiamo a 1,40, ma non è quello, eravamo molto più bassi, eravamo sotto l'1,50, eravamo 1,40 con le accise prima di questa speculazione. Per me è proprio speculazione. Ma infatti io, fin qua la cronaca naturalmente, poi un po' di giornalismo d'inchiesta lo facciamo noi, visto che il giornalista che ha fatto questa intervista all'ingegner Spinacci si è fermato là, si è limitato a fare da cassa di risonanza alle teorie dei petrolieri e non ha fatto le domande incisive che avrebbe invece, secondo me, dovuto fare.
E allora il giornalismo d'inchiesta, anche se non sono giornalista, lo facciamo noi e cominciamo a mettere alcuni punti fermi per dare possibilità a chi ci ascolta di ragionare e di arrivare alle proprie conclusioni. Allora, dal 1° gennaio la reintroduzione delle accise è una realtà, è una verità, niente da dire. Ma allora questo vuol dire che le accise sono tornate ad essere quelle che erano alla vigilia dello scoppio della crisi tra Russia e Ucraina. Bene, questo è il primo elemento fermo. Secondo elemento, io sono andato a recuperarmi l'andamento del costo del petrolio dall'inizio dello scorso anno ad oggi. Sono andato, è facilmente reperibile la cosa da parte di tutti quanti, io in particolare modo sono andato sul sito di money.it e mi sono ricavato un grafico. Da questo grafico risulta che a gennaio del 2022 il petrolio era quotato $95 al barile. Dopo poche settimane dallo scoppio della guerra russa-ucraina e dall'introduzione delle sanzioni contro la Russia, il prezzo del petrolio è schizzato a oltre $125 al barile. Col perdurare della guerra nel periodo giugno, luglio, agosto dell'anno scorso, è tornato ai $125 al barile dopo che aveva subito qualche piccola diminuzione. Sorpresa delle sorprese, a gennaio-febbraio 2023, quindi attualmente, la quotazione del petrolio è di $75. Anzi, mi sembra che addirittura oggi è sui $50. Oggi probabilmente è diminuito ulteriormente. Il grafico che io ho recuperato si ferma ai $75 di febbraio sostanzialmente. E allora, visto che siamo ignoranti... E allora la domanda è semplice. Se il prezzo del petrolio è addirittura inferiore a quello che era alla vigilia dello scoppio della crisi russo-ucraina, possiamo dire di un terzo almeno rispetto a allora, perché 75-95, ma se andiamo a 50 siamo intorno alla metà. Certamente. E se le accise, altro elemento, sono rimaste uguali, come mai allora pagavamo 1,3, 1,4 la benzina ed ora continuiamo a pagarla 1,8, 1,9? Cioè il 40% in più di quello che la pagavamo prima. Che dovrebbe essere almeno 1,20, 1,19, come qualche anno fa. Io non do la risposta, io vi lancio la domanda, lascio a voi il ragionamento e la risposta a questo. Lasciamo a loro, ma l'arrabbiatura ce la prendiamo anche noi. Quando andiamo dal distributore, quando vogliamo far benzina, quando vogliamo far carburante di qualsiasi tipo, perché se andiamo a vedere il gas metano aveva raggiunto dei prezzi fuori dal mondo, perciò speculazione sì. E allora non ci resta altro che dire all'ingegner Spinaci e al giornalista che lo ha intervistato se questa non è speculazione, se per cortesia ci chiamino e ci informino loro con che altro termine la dobbiamo definire. Ma io direi che oltre a speculazione è anche prepotenza da parte delle multinazionali che possono fare quello che vogliono, perché a questo punto i governi vuol dire che non possono far niente. Claudio, l'altra domanda che volevo farti, ossia l'altro intervento che dobbiamo fare oggi, il signor Giuseppe di Via Lourdes ha posto un problema veramente interessante che sta a cuore a tutti noi. È il problema dei mutui, visto
che i tassi di interesse sono aumentati, i mutui sono aumentati di 100-150 euro, chi pagava 400 euro oggi magari paga 550 euro, chi pagava 700 ne pagherà intorno ai 900. I giovani come si devono comportare? È chiaro che i giovani si ribellano a questo sistema di prepotenza inaudita, perché giovani che si sono posti un obiettivo futuro, quello di avere la casa, che è il sogno di tutti gli italiani, e oggi, parentesi, stanno togliendo la casa a tutti, gliela stanno togliendo, entreremo nell'argomento magari più avanti. I giovani, con la grande difficoltà che hanno, cosa dovrebbero fare? Qui entriamo veramente in un campo minato con una domanda da 100 milioni di dollari. Intanto, anche su questo dico un attimo la mia opinione, facendo una piccola premessa che è calzante rispetto a questo argomento. Io come studio DEMA, lo studio professionale con quale opero sulle questioni bancarie, finanziarie, contenziosi. E che è anche nostro amico nel sostenere questa trasmissione. Giustamente. Proprio un anno fa volevo dire, per non dimenticare gli altri, l'altro è anche un tuo amico che è Michele Tricot e i bibanesi che ci sostengono naturalmente per la passione che noi mettiamo, e anche loro mettono la passione per sostenerci, perché è importante quello che portiamo al pubblico. Certo. Dicevo, a gennaio del 2022 come studio DEMA ho aiutato una giovane coppia qui del Coneglianese, tra l'altro, Luca e Sara, che saluto perché so che ci guardano ad ogni puntata. Ciao Luca, ciao Sara. Speriamo di esservi utili, speriamo di sì. Li ho portati presso una banca e dopo alcune trattative, analisi su che cosa proponevano, eccetera, a gennaio li abbiamo portati a sottoscrivere un mutuo per l'acquisto della loro prima casa, visto che volevano finalmente mettere su famiglia, e siamo andati a chiudere un mutuo a un tasso dell'1,2. Basso? Non è dell'1,2. 1,2. Sì. Buonissimo. Che poi, non entriamo in tecnicismi per carità, però con le varie spese che si devono affrontare, eccetera, il TAEG su questo mutuo, cioè il tasso annuo effettivo globale, arrivava a 1,4-1,5. Ecco, ti posso fare una domanda? Prego. Nella prossima, in un'altra trasmissione, possiamo spiegare a chi ancora ha sentito, ai nostri ascoltatori che hanno sentito parlare del TAEG e del, come si chiama l'altro elemento? TAEG, oppure il tasso contrattuale. Bravo, sì, ecco, quello che è indicato dalle banche. Sì. Spieghiamo che cos'è, e con parole povere, parole che possiamo capire anche noi poveri ignoranti. Bene. Non adesso, perché abbiamo i tempi stretti, certo, e dobbiamo finire questo argomento e cercare di dare un po' di sollievo, una risposta, e comunque di dare l'avvio anche qui a una inchiesta, se non altro. Da allora, quando abbiamo chiuso con Luca e Sara questo mutuo all'1,2 tasso contrattuale, abbiamo avuto un continuo aumento del costo del denaro e di conseguenza dei tassi determinati dalla politica monetaria della BCE e della sua presidente Christine Lagarde. Che spieghiamo che l'1,2 non era un tasso fisso ma variabile, giusto? Era un tasso variabile, sì, certo.
Fino ad ora l'aumento è stato di 350 punti base, cioè il 3,5% circa. Cioè 3,5 più 1,2 fa 4,7, o no? 4,7 e i prossimi aumenti a metà marzo, noi abbiamo appena iniziato il mese di marzo, a metà marzo si dice che ci sarà un ulteriore aumento. Insomma, alla fin fine i tassi, i mutui a tasso fisso sfonderanno probabilmente la quota del 6%. Pazzesco, pazzesco. E qui sono veramente problemi davvero grossi. Cioè, dove è possibile che uno che parte con un mutuo da 500 euro di questo passo arrivi addirittura a, diciamo, la rata del mutuo mensile a 500 euro, possa arrivare a pagare una tassa di quasi 1000 euro? È una cosa che sconteremo nei mesi a venire, perché l'andamento probabilmente è questo anche per il futuro. Mette in condizioni, non è che diamo un grande sollievo con questa risposta, ma mette in condizioni i ragazzi di soffrire nel futuro anche la possibilità di abbandonare l'idea di avere la propria casa. Ma vi sembra giusto a voi? Ma vi sembra giusto che i ragazzi che hanno la passione del futuro, noi non ce l'abbiamo più, ma loro hanno la passione del futuro, vogliono puntare al futuro, ma debbano andare via dall'Italia per andare da altre parti perché gli stiamo togliendo da sotto i piedi la possibilità di vivere, la possibilità di andare avanti, la possibilità di crearsi un futuro? Ma non è possibile questo, assolutamente impossibile. Perciò se domani vediamo i ragazzi davanti alle banche a protestare con un cartello in maniera civile, perché sempre in maniera civile si protesta, ma probabilmente le banche non ne hanno neanche tutte le colpe, ma questo Stato ci vuole muovere, si vuole muovere nelle condizioni in cui siamo arrivati per mettere meno in difficoltà, non dico risolvere i problemi dei giovani, ma metterli meno in difficoltà. La cosa più terribile da questo punto di vista è che questi tassi sono aumentati a causa della politica, a mio avviso, ma avviso ormai di larga parte degli economisti e degli studiosi di economia, determinato da una politica sbagliata della BCE. Una politica sbagliata perché la BCE aumenta i tassi in presenza di un'alta inflazione. Aumentando i tassi cerca di togliere liquidità al mercato in modo da raffreddare la domanda. Ma purtroppo l'inflazione attuale non è determinata da un eccesso di domanda, ma è determinata da situazioni contingenti che hanno portato all'aumento dei prezzi delle materie prime indipendentemente dalla domanda che i consumatori fanno sul mercato. E quindi è proprio tutta l'impostazione, a mio avviso e ad avviso di tantissimi altri, che è sbagliata e che bisognerebbe correggere. Magari qui entriamo in questioni molto tecniche che la gente che ci ascolta non è in grado di capire, però questa è la situazione. Quando tirano fuori il portafoglio sono in grado di capire che non basta più quello che hanno dentro. E allora cerchiamo, noi ci mettiamo poco a fare quello che facciamo. Raccogliamo tutte le contestazioni e proteste, fateci sapere che cosa vi succede con i vostri mutui e cercheremo anche noi di guidare questa sofferenza che naturalmente vi assilla ogni mattina quando vi svegliate. Lo posso dire perché ci sono anche i nostri figli che soffrono questo. Io, Claudio, posso solo ringraziare i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo e che ci pongono dei quesiti molto interessanti. Vedremo
quanto possiamo noi essere utili, speriamo molto, e diamo appuntamento a loro alla prossima puntata, che sarà molto interessante come questa. Claudio, grazie per questa collaborazione, grazie e a voi. arrivederci a tutti. Alla Buona prossima. serata a tutti.